Ecco come appaiono i canali padovani oggi. La situazione è drammatica e non può che peggiorare. Tra domenica e lunedì potrebbero essere completamente asciutti, anche se in alcune zone, come sul ramo maestro lungo via Goito, la situazione è già così. Un evento senza precedenti nella storia padovana. Per cercare di affrontare questa emergenza si è riunito anche un tavolo tecnico in prefettura che ha valutato azioni concrete. Verrà potenziato il servizio di raccolta di pesci morti che vi abbiamo testimoniato in questi giorni. La secca colpisce anche il piovego, da cui attinge acqua l'inceneritore che verrà quasi sicuramente spento se non potrà utilizzarla. Anche gli altri canali della provincia non stanno bene. Il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive ha annunciato che amplierà la zona rossa anche per il Muson e per il Tergola nei comuni del Miranese e del Campo Sampierese, limitando le irrigazioni dei campi. Le condizioni meteo, inoltre, non lasciano sereni. La perdurante siccità durerà almeno fino ad agosto. I temporali previsti non saranno risolutivi del problema. È un'emergenza con cui dovremo convivere ancora per diverse settimane. L'invito è quello quindi di risparmiare il più possibile acqua, utilizzare i repellenti, perché l'acqua che oggi è nei canali stagnanti potrebbe portare alla proliferazione di zanzare. Noi facciamo ovviamente la disinfestazione dove e come possiamo, però è importante che tutti insieme contribuiscano a cercare di avere il meno disagi possibili da questa emergenza.